L'autonomia è nel programma di governo, insieme al premierato. Non è vero che uno, come dire, è lo scambio per l'altro. Sono due riforme che in egual misura dobbiamo fare. Importante tanto quanto quello del premierato, la riforma dell'autonomia o battaglia, per usare un lessico più veneto, è passata in Commissione Affari Istituzionali ed è destinata ad approdare in aula già dopo Natale. A scandire i tempi ora il presidente della Commissione Affari Costituzionali che lo scorso 21 di novembre ha dato il via libera al DDL Calderoli. Abbiamo impegnato 49 ore di discussione, abbiamo esaminato più di 600 emendamenti. Di questi 600 emendamenti ne sono stati approvati più di 80, un paio anche miei, in particolare quello all'articolo 3 che ha riscritto completamente l'articolo 3, ma la cosa più interessante è che sono stati approvati più di 40 emendamenti delle opposizioni. Accanto al centrodestra questa volta ci sono anche il gruppo delle autonomie e il terzo polo, un testo profondamente diverso da quello originario che oggi contiene anche il principio di coesione nazionale che l'autonomia deve servire a rafforzare. Abbiamo inserito il principio che comunque i LEP, i livelli essenziali di prestazione, dovranno essere approvati dal Parlamento con legge e non con DPCM, e mi prendo il merito di essere io l'autore dell'emendamento che ha accolto questa giusta richiesta di molti costituzionalisti. Abbiamo inserito il principio che se una regione non rispetta gli impegni lo Stato può intervenire e revocare anche le intese. Una riforma che serve all'Italia per Balboni. E bisogna responsabilizzare i territori, bisogna responsabilizzare i livelli istituzionali che hanno poi l'impegno di rendere i servizi. La palla passa ora alla conferenza dei capigruppo che dovrà dare una data alla prossima tappa. Al massimo a gennaio l'autonomia andrà in aula, il premierato ha bisogno un po' più di lavoro.